Sacolonia, 21 gennaio 2026. Il ciclone Harry sta flagellando la Sardegna con onde alte come palazzi. Il mare è in furia, mangia la spiaggia con una violenza che fa tremare. Tonnellate di sabbia spariscono in poche ore, portate via da onde che sembrano voler cancellare tutto. Ma mentre distrugge, il mare fa qualcosa di straordinario. Qualcosa che nessuno si aspettava. Dove prima c'era solo sabbia, ora spuntano pietre. Pietre disposte troppo regolarmente per essere casuali. Strutture, tombe e accanto a loro anfore, vasi, ceramiche. Sono tombe fenicie, sepolte da millenni, protette dalla sabbia. E il mare, quello stesso mare che dovrebbe distruggerle, le ha appena salvate. Perché questa è la storia più paradossale che la nostra terra potesse raccontarci. Quando la distruzione diventa salvezza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questa è una storia che parla della nostra identità, di tantissimi anni di storia che emergono dalla sabbia, di un patrimonio che rischiamo di perdere ogni giorno. Per non perdere i prossimi approfondimenti su ciò che succede davvero nella nostra terra, iscriviti ora al canale e lascia un like. Iniziamo da quel pomeriggio di gennaio. Il ciclone Harry sta attraversando il sud Italia. In Sardegna, sulla costa sud-occidentale, le mareggiate sono eccezionali. A Sacolonia, nel territorio di Domus de Maria, il mare è in tempesta. Le onde si infrangono sulla battiglia con una forza devastante, portando via strati e strati di sabbia accumulati nei secoli. Quando la tempesta si calma, alcuni frequentatori della spiaggia tornano a camminare lungo la costa e vedono qualcosa che non dovrebbe essere lì. Dove il giorno prima c'era solo sabbia liscia, ora emergono strutture murarie, pietre disposte in modo geometrico, chiaramente opera umana. E accanto a loro oggetti, anfore, vasi, frammenti ceramici, materiali che hanno l'aspetto dell'antico, del molto antico. Scatta immediatamente l'allarme. I carabinieri della stazione di Domus de Maria arrivano sul posto, delimitano l'area, vietano l'accesso. Nel giro di poche ore arrivano anche i tecnici della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. La valutazione è rapida ma inequivocabile. Si tratta di tombe e reperti riconducibili all'epoca fenicia, al periodo compreso tra il VII e il VI secolo a.C. 2 tombe, strutture sepolcrali che hanno attraversato 27 secoli, protette da metri di sabbia, e ora sono lì, esposte, vulnerabili, ma finalmente visibili. La soprintendenza annuncia che nei prossimi giorni avvierà le delicate operazioni di scavo scientifico e recupero dei reperti. Il tempo stringe, perché ora che sono emerse, queste tombe sono a rischio. Il prossimo temporale, la prossima mareggiata, potrebbe danneggiarle irreparabilmente o portarle via per sempre. Ma fermiamoci un attimo a riflettere su cosa è appena successo. L'erosione marina è un fenomeno che in Sardegna conosciamo fin troppo bene. È quella forza che ci porta via le spiagge metro dopo metro, anno dopo anno. È quella minaccia che ci fa guardare il mare non più come meraviglia, ma con preoccupazione. Eppure, questa volta, l'erosione ha fatto qualcosa di diverso. Ha rivelato un tesoro nascosto, ha salvato quello che avrebbe dovuto distruggere. Ecco il punto che rende questa storia unica, quasi poetica. Se la sabbia non fosse stata portata via, cosa sarebbe successo a quelle tombe? Sarebbero rimaste lì, nascoste, ignote. E cosa succede ai siti archeologici nascosti in zone turistiche e costiere come Domus de Maria? Vengono scoperti per caso durante lavori edilizi e molto spesso, troppo spesso, vengono distrutti prima che qualcuno se ne accorga. O peggio, vengono saccheggiati dai tombaroli, quei predatori del passato che vendono la nostra storia al miglior offerente sul mercato nero dell'arte. Oppure vengono semplicemente coperti dal cemento, cancellati per sempre sotto una villetta, un parcheggio, una strada asfaltata. Quante necropoli fenicie e romane sono finite sotto le fondamenta di resort e alberghi nelle nostre coste? Non lo sapremo mai. Invece l'erosione ha fatto da svelatrice, ha portato via la sabbia che nascondeva e le ha mostrate al mondo nel modo più pubblico possibile, su una spiaggia, dove chiunque le poteva vedere. Questo ha permesso una scoperta immediata da parte dei testimoni casuali, un intervento rapido delle autorità competenti prima che qualcuno danneggiasse o peggio rubasse qualcosa, una protezione dall'accesso indiscriminato grazie ai carabinieri e una documentazione scientifica tempestiva. In un certo senso il mare ha fatto il lavoro degli archeologi, ha scavato al posto loro. Certo, lo ha fatto in modo brutale, senza la delicatezza di un pennello da scavo, ma lo ha fatto. E soprattutto lo ha fatto adesso,
quando c'è ancora la possibilità di proteggerle, studiarle, valorizzarle. Con ogni probabilità, se queste tombe fossero rimaste sepolte per altri 20 anni, l'area sarebbe stata edificata. Domus de Maria è una zona in espansione turistica, ville, resort, infrastrutture. Una volta cementificata, addio scoperte archeologiche. L'erosione ha battuto sul tempo la speculazione edilizia, ha strappato questi reperti all'oblio prima che il cemento li seppellisse per sempre. È un paradosso crudele e bellissimo allo stesso tempo. La forza che distrugge le nostre coste ha salvato il nostro passato. E c'è un altro elemento straordinario in questa storia. Non è la prima volta che succede. Esattamente 100 anni fa, nel 1926, fu proprio una violenta mareggiata a portare alla luce i primi resti dell'antica città di Bitia. Quelle onde portarono in superficie urne, stele, frammenti architettonici che attirarono l'attenzione dell'archeologo Antonio Taramelli, che tra il 1928 e il 1933 condusse gli scavi sistematici che rivelarono l'importanza di quel sito. Il mare ha rivelato Bitia 100 anni fa e continua a farlo oggi, come se avesse una memoria, come se sapesse che sotto quella sabbia c'è qualcosa che merita di essere visto. Se pensi che questa sia una storia che tutti i sardi dovrebbero conoscere, che parla della nostra identità e del nostro patrimonio a rischio, lascia un like adesso e iscriviti. Ti chiedo aiuto per far circolare questa informazione e sostenere un racconto che mette al centro la nostra storia. Ma chi erano questi fenici che migliaia di anni fa seppellivano i loro morti sulla costa di Sacolonia? E cosa ci facevano in Sardegna? Bitia era una città, una vera città, non un semplice avamposto. Fu fondata intorno al 720 a.C. da gruppi fenici provenienti dalle coste del Levante, dall'attuale Libano. La scelsero con cura quella posizione, un promontorio collinare affacciato sul canale di Sardegna, con un porto fluviale naturale protetto e l'accesso alle risorse dell'entroterra. La posizione era strategica per controllare i traffici marittimi del Mediterraneo centrale. Bitia non era sola, faceva parte di una rete di città fenicie che punteggiavano le coste sarde. Nora, Sulchi, l'attuale Sant'Antioco, Taros, Caralis, Cagliari. Erano i nodi di una ragnatela commerciale che collegava il Mediterraneo orientale con quello occidentale. I fenici venivano qui per commerciare, per estrarre i metalli preziosi dall'entroterra sardo, piombo, stagno, argento, per vendere le loro merci, le loro ceramiche, i loro tessuti purpurei. E quando morivano venivano sepolti nella necropoli di Sacolonia, una necropoli stratificata, come un libro di storia a strati. Ogni epoca ha lasciato i suoi morti qui, ognuno secondo i propri riti. Nella fase fenicia arcaica, quella a cui appartengono le tombe appena scoperte, prevaleva il rito della cremazione. Le ceneri dei defunti venivano deposte in fosse semplici o in ciste di pietra, accompagnate da corredi funerari, vasi da mensa, unguentari, gioielli, amuleti, oggetti che dovevano accompagnare il morto nel suo viaggio nell'aldilà. Dal periodo punico in poi, quando Bitia passò sotto l'influenza di Cartagine, si diffuse l'inumazione in tombe a cassone, costruite con grandi lastre di pietra. E poi arrivarono i Romani, che portarono i loro riti, le loro tradizioni. La necropoli di Sacolonia conserva tutto questo, anni e anni di storia sepolti sotto la sabbia. Oltre 300 sepolture sono state scavate dalla soprintendenza a partire dagli anni 70. Hanno fornito dati straordinari sulla demografia, sullo status sociale, sui contatti culturali con Cartagine e con tutto il Mediterraneo centrale. E ora, grazie al ciclone Harry, abbiamo altre 2 tombe da studiare, altre 2 pagine di quel libro millenario che possiamo finalmente leggere. Ma Bitia è ancora largamente inesplorata. A differenza di Nora o Taros, che sono parchi archeologici ben strutturati con migliaia di visitatori all'anno, Bitia rimane un gigante addormentato. Gran parte della città è ancora sepolta, sotto la sabbia, sotto la vegetazione mediterranea, sotto le strutture moderne. Dal 2010 c'è un progetto per creare un vero e proprio parco archeologico sul mare, ma i fondi sono sempre pochi, i lavori procedono a rilento. Ogni mareggiata è una lotteria. Può rivelare qualcosa di straordinario, come è successo ora, o può distruggere qualcosa che non avremo mai modo di studiare. Questa storia, per quanto affascinante, ci mette di fronte a una verità scomoda. Il nostro patrimonio archeologico costiero è in pericolo, un pericolo che cresce giorno dopo giorno. In Sardegna ci sono 116 km di costa in erosione. Non è un'impressione, è un dato ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
La Sardegna ha 2147 km di coste, di cui 2069 naturali. È vero, siamo la regione costiera più stabile d'Italia, con il 75,6% delle coste basse e stabili. Ma 116 km in erosione sono comunque 116 km che stiamo perdendo. E le cause sono molteplici. C'è l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale. In Sardegna stiamo parlando di 3-4 mm all'anno, che sembrano pochi, ma che su decenni fanno una differenza enorme. Ci sono le tempeste sempre più frequenti e violente. Il ciclone Harry non è un caso isolato, è parte di un pattern climatico che sta cambiando. E poi ci sono le cause antropiche, la costruzione di porti e moli che alterano le correnti naturali, l'estrazione di sabbia dai fondali che per decenni ha impoverito i nostri litorali, la cementificazione della costa che impedisce alla sabbia di rigenerarsi naturalmente. Secondo l'UNESCO, più di un terzo delle città patrimonio dell'umanità si trova in aree costiere, minacciate dall'innalzamento del livello del mare. Nel Mediterraneo, l'86% dei siti UNESCO è a rischio per erosione costiera crescente. Non stiamo parlando solo di Sardegna, stiamo parlando di Venezia, di Aquileia, di Paestum, di Cartagine in Tunisia, di Cirene in Libia, di Efesi in Turchia. Le temperature in Sardegna sono aumentate di circa 1,5 gradi tra il 1970 e il 2020. L'estate del 2021 ha registrato picchi fino a 48,8 gradi. Le precipitazioni sono diventate più irregolari, lunghi periodi di siccità alternati a piogge intense e devastanti. E ora che le tombe di Sacolonia sono esposte, sono vulnerabili, sono esposte alle mareggiate future che potrebbero danneggiarle o portarle via. Sono esposte ai saccheggiatori che potrebbero rubare i reperti. Sono esposte ai turisti che potrebbero calpestarle o danneggiarle inconsapevolmente. Sono esposte agli agenti atmosferici che accelerano il degrado. Per questo la soprintendenza sta lavorando contro il tempo. Gli archeologi devono agire velocemente, ma con la massima cura. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Cagliari e il corpo forestale stanno fornendo supporto operativo con il controllo e il pattugliamento costante dell'area, che è stata munita anche di sistemi di sorveglianza da remoto. Sono a lavoro anche i carabinieri subacquei che per verificare la presenza in mare di materiali archeologici trascinati dalle onde. La domanda è: cosa fare di questi reperti? Scavare e rimuovere tutto, portarli in un museo dove saranno al sicuro ma lontani dal loro contesto originale? O proteggerli, lasciando le tombe dove sono ma esponendole continuamente agli agenti atmosferici e alle mareggiate? Probabilmente si opterà per una soluzione mista. Recuperare i reperti più fragili e preziosi, lasciare le strutture tombali più solide creando un'area protetta e valorizzata. Ma c'è una cosa che dobbiamo capire. Questo non è solo un problema archeologico, è un problema di identità. Bitia non è un sito qualunque, è la nostra storia, la storia di quando la Sardegna era al centro del Mediterraneo, quando le navi fenicie venivano qui a commerciare, quando questa era una terra ricca e importante. Il mare ci ha fatto un dono paradossale, crudele, ma pur sempre un dono. Ha strappato alla sabbia tanti anni di storia, ha rivelato tombe che nessuno sapeva fossero lì, ha battuto sul tempo il cemento e l'oblio. Ma un dono serve a poco se non lo usiamo bene. Serve che le istituzioni investano seriamente, serve che si creino le strutture per valorizzare questo patrimonio, serve che i turisti che vengono a Chia per il mare sappiano che sotto i loro piedi c'è millenni di storia. Serve che noi sardi per primi ci rendiamo conto del tesoro che abbiamo e serve soprattutto che si agisca contro il cambiamento climatico, perché il prossimo ciclone potrebbe non essere così generoso, potrebbe semplicemente distruggere senza rivelare nulla, potrebbe portare via pezzi di costa, di storia, di memoria, senza restituire niente. E tu cosa ne pensi? Credi che si stia facendo abbastanza per proteggere i siti archeologici costieri della nostra isola? O pensi che molti tesori andranno perduti prima ancora di essere scoperti? Secondo te, dovremmo trasformare Bitia in un grande parco archeologico sul mare o rischiamo di perdere per sempre questo patrimonio? Scrivilo qui sotto nei commenti, voglio sapere la tua opinione. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti all'Isola Informa. Ho bisogno del tuo sostegno per continuare a raccontare la Sardegna vera, quella nascosta e più difficile da vedere. Grazie infinite per aver dedicato il tuo tempo a questa storia, perché in fondo stiamo parlando di chi siamo, di dove veniamo, di cosa ci rende sardi. Il mare ha parlato. Staremo a sentire? Ci vediamo al prossimo video. Ti auguro una stupenda giornata e ti abbraccio forte. A Sibiri!